primo e il terzo nastro aspettate ad entrare perché loro sono 5 e voi di meno. Ok, vieni adesso Maurizio. Andate in alto al secondo nastro e aspettate i segnali. Avanti, avanti, avanti. Pronti? 1, 2, 3. Buono questo primo tentativo con veloce Circe-Col che contiene Coffee Mail, mentre è partito molto svelto Campione Ral che figura in terza posizione avanti a Crisper, quindi ancora Pump It Off West che precede Countach, mentre ha sbagliato Coffee Mail e così dopo 200 Numero metri 2 Coffee Mail squalificato. squalificato. Campione Ral passa perché sbaglia Circe-Col. E così campione Ral Numero 1 in Circe-Col seconda posizione squalificato. Crisper, in terza Bump It Off West, in quarta c'è Countach, in quinta Camelot Call, in ultima posizione ovviamente Cagliostro perché rendeva i metri. Si va sulla curva di destra dopo 400 metri passati in 29,6 con campione Ral che guida nei confronti di Crisper in seconda posizione, poi sempre Bump It Off West, quindi Countach muove dall'ultima posizione Cagliostro. 45 i primi 600 metri, Cagliostro arriva di scatto, cerca di portarsi in fretta sulla testa della corsa, il giro se ne va in 1-1-1, Cagliostro scavalca Countach e cerca di portarsi a tiro di campione Ral, il quale riaccelera, rimane secondo allo steccato Crisper che ha deciso di mantenersi lì senza anticipare. Il chilometro da parte di campione Ral se ne va in 1,16 meno una virgola, ovviamente preso sulla testa, vale un po' meno per lui che rendeva i 20 metri. Campione Ral in vantaggio, Cagliostro di fuori, Crisper secondo allo steccato, Countach in seconda pariglia avanti a Camelot Call, terzo di dentro è Bump It Off West. C'è stato un 14 spaccato davanti alle tribune, segno che Cagliostro ha dato una bella bordata a campione Ral, il quale accelera di contro. Dietro fanno fatica, rimangono in tre all'avanguardia con campione al comando, Cagliostro di fuori e Crisper allo steccato, 14,7 anche la curva di destra. Campione Ral è sempre una lunghezza avanti a Cagliostro che rinnova gli attacchi. Crisper spettatore interessato, Bump It Off West in quarta posizione ma ad intervallo, la retta opposta alle tribune passata in 14,5, 1,59,1 il miglio da parte di campione Ral che continua sul passo a difendersi da Cagliostro. Crisper che attende il momento propizio per andare in open stretch, campione Ral è in vantaggio a 200 metri dalla conclusione, la piegata passata in 14,9, campione che entra in retta arrivo in vantaggio nei confronti di Crisper che prova a spostare, Cagliostro che sbaglia, campione Ral in vantaggio, Crisper che va all'attacco, campione che cerca di difendersi da Crisper che insiste al largo, Crisper che nel finale stampa campione Ral al terzo posto. Bump It Off West 2,29,3 il totale, il successo di Crisper, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo che raddoppiano in giornata il successo appena ottenuto con Elettra Robin. Lo riapprezziamo nelle immagini, lo scatto di Crisper, campione Ral che ha provato ad andare via tutta strada, si è preso un severo attacco da parte di Cagliostro, alla fine può essere solo secondo alle spalle del vincitore che è un portacolori del signor Giovanni Giaconia. Al terzo posto finisce Bump It Off West, il successo di Crisper e Antonio Di Nardo.